La realizzazione di un progetto che dà corso ovviamente a quello che era il progetto dei padri costituenti. Diciamo a tutti che l'autonomia che vogliamo è quella scritta in Costituzione. Il disegno di legge sull'autonomia differenziata approderà domani in Consiglio dei Ministri. Esulta il presidente del Veneto Zaia, che parla di giornata storica. È chiaro che l'autonomia non spacca i paesi. Se fosse così non percepiremo ad esempio la Germania come una grande nazione. La Germania ha un'autonomia che qui in Italia ce la sogniamo. Ma sul DDL, ritoccato ieri in preconsiglio e che domani verrà discusso e probabilmente approvato a Palazzo Chigi per poi passare alla conferenza unificata, la politica si divide. Di progetto che non risponde per nulla ai principi democratici del regionalismo, come era inteso dai padri costituenti, parla Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. Per la presidente di Azione Mara Carfagna, l'autonomia modello Calderoli non rispetta il dettato costituzionale e spacca l'Italia. Ma anche all'interno del PD le posizioni sono differenti tra chi boccia il progetto leghista e chi, come l'europarlamentare Achille Variati, plaude l'autonomia purché venga risolto il nodo dei diritti civili e sociali degli italiani. Perché solo così supereremo l'ostacolo che da una buona parte dell'Italia, guardando al Veneto, guardando all'Emilia Romagna e guardando alla Lombardia, dicono: ecco, questi sono gli arricchiti che si vogliono tenere i loro soldi. No, non è così. Questi sono coloro che ritengono che le funzioni, passando dallo Stato alla Regione, a parità di risorse, forse addirittura risparmiando risorse, si daranno servizi migliori. L'importante è che la questione approdi in CDM, ribadisce il leghista Gian Antonio Darè, sottolineando la questione della responsabilità di spesa delle regioni nelle materie in oggetto. Ci sono regioni trainanti come il Veneto, come l'Emilia Romagna, come la Lombardia e quant'altro, altre purtroppo che sono in sofferenza. Nessuno lascia a piedi nessuno, però il senso di responsabilità e il senso civico su quelle che sono le risorse che vengono date e introitate a Roma poi devono essere distribuite sul territorio in maniera equa e soprattutto capire che quei soldi non vanno buttati via.